Amici bellini, non c'è un attimo da perdere perché ieri il Monza batte la Fiorentina, è crollata la Fiorentina. Oggi ci sono quei recuperi da fare e insomma la vogliamo vedere un attimo. Lo so che è già preistoria, ma un'analisi a voce bassa la vogliamo fare. Cominciamo. Mi trovo quasi in difficoltà perché si parla così tanto di mercato, della sostituzione di Kvara, cosa logica, però io non posso mancare un'analisi, specialmente di una partita per me bellissima, i famosi margini di miglioramento. Benvenuto Gabriele Surace, siete aumentati in maniera esponenziale, i 25.000 sono già praticamente cosa vecchia. Come sembra cosa vecchia la partita, ma non lo è. Dobbiamo dare i voti, mi devo togliere lo sfizio. I margini di miglioramento, e li stiamo vedendo. È il Napoli che oramai, a differenza dell'inizio, si prende il pallone, gioca a pallone, crea. Magari qualche volta non vediamo la porta, qualche volta capita. Però schiacci l'avversario, stai attento quando loro si ributtano in difesa, un pochino, qualche minima sbavatura, ma l'attacco momentum parla chiaro. Vediamo gli screenshot. Ci sono delle chicche oggi che veramente lascerete dei like automatici. Partiamo dal presupposto che Di Lorenzo ha fatto una partita non normale per tutte le posizioni che ha occupato in campo. Nell'occasione del gol lui sta proprio a fare la seconda punta, cioè la mezzala che si inserisce. L'abbiamo visto fare il terzino sinistro, il centrocampista centrale, veramente qualcosa di incredibile, e questo lo puoi fare, te lo puoi permettere quando il resto della squadra è tutta sul pezzo, tutti si danno una mano e si muovono di conseguenza, lo vedremo. Comunque l'azione del gol, Di Lorenzo già sta là. Nel momento in cui riceve palla da Politano quasi gli chiede un 1-2 perché andrà a fare proprio il movimento che poi farà Di Lorenzo, però Politano gliela scarica. Di Lorenzo la potrebbe scaricare direttamente a Politano, come poi farà Lukaku con Anghissà, quindi proprio studiata, ragazzi. È proprio studiatissima. Se il Verona ti aspetta, tu fai il muro, il Verona ti aspetta dietro, tu stai davanti, fai la sponda e arrivano gli inserimenti. Però qua Di Lorenzo aveva già deciso, perché sente Lukaku alle sue spalle e invece di fare un passaggio semplice per Politano gliela dà di esterno. Non è una palla facile, gliela dà a Lukaku già pensando il contromovimento ad anticipare Politano, una roba incredibile. E qua devo sottolineare che Lukaku gliela dà molto bene, la sponda tu devi saperla fare, chiedere a Vlahovic che sta avendo molte difficoltà, sta pure infortunato, però tu quando fai da sponda devi dare delle palle pulite, pulitissime, e questa è una palla pulitissima. Sottolineiamo che su questo tiro è bravo Di Lorenzo a curvarsi, il famoso abbassa il corpo, che il mio mister diceva, abbassa il corpo, se no la palla si alza, si abbassa col corpo e la palla prenderà il giro giusto per andare sul palo interno con l'effetto giusto. Ricordiamo che Di Lorenzo non è sinistro, però delle volte indovina anche il tiro con il piede non su, e quindi grazie all'effetto che gli dà la palla rimbalza bene sul corpo, sulla mano poi di Montipò. Sottolineiamo che il Napoli comincia ad essere molto più aggressivo, la riconquista è più feroce, qua McTominay e Neres ad aggredire il portatore di palla, la recupereranno e poi si svilupperà l'azione. E anche quelle volte in cui il Verona ha provato ad uscire palla al piede c'è subito stato un Lobotka a schermare, un Anghissà nella posizione giusta, e allora l'unica possibilità era fare questa pallata sulle punte, e da quel recupero palla arriva l'occasione clamorosa per Anghissà, che purtroppo la manda in cielo. Forse la dico? Ha regalato un pallone a Daniele per giocare e poi dopo gli dedica il gol. L'ho buttata giù, l'ho buttata lui così. Ma voglio parzialmente giustificarlo. Qua è facile dire, la puoi buttare qua, la puoi buttare qua, che poi il portiere si butta. Io ti ho prenotato una vacanza di un mese alle Mauritius, però devi scendere dall'aereo perché un altro ti ha portato via il biglietto. Ma quello si incazza come una iena e ti dice: ma che mi stai a prendere in giro? Però il pallone rimbalza leggermente perché c'è una deviazione, penso di Magnani, non lo so, sul passaggio di Neres, quindi il pallone non gli arriva pulito come sono puliti
i palloni di Lukaku dell'altro giorno. La palla gli rimbalza un po' davanti e quindi niente da fare. Noi da tifosi abbiamo tutto il diritto di alluccare. Ma come posso, non si può sbagliare. Giocatori di Serie A non lo posso, è più facile segnare. Abbiamo il diritto di dirlo. Finita la partita poi uno si calma e fa l'analisi a bassa voce. Bello lo schema che porta al tiro di Lukaku di poco fuori. McTominay va, e io qua devo sottolineare il coraggio del Napoli, oltre allo schema preparato, perché se fate bene i conti stiamo tutti in attacco, l'unico che non vedete è Politano che sta qua dietro. Sono tutti in attacco perché questo è uno schema studiato. Cosa disse Conte? Che Lukaku era un giocatore di football americano quasi. E beh, guardate i blocchi. Questo è bellissimo, questo screenshot, permettetemi, se non lasciate il like qua, abbiate pazienza, ma come fate a non lasciare il like? Ogni giocatore ha un compito preciso di bloccare l'uscita di un eventuale difensore per far stare solissimo Lukaku al tiro. Anche sa, è proprio un blocco, una spinta. Di Lorenzo. Neres. Politano sta qua, proprio ultimo difensore in attesa, se la guarda. Doppio, sia Juan Jesus che Rachmani sull'altro difensore di là. E quindi Lukaku può fare questo movimento a mezzaluna per impattare e tirare al volo di sinistra. Nazione da football americano. Fidatevi di me, è così anche nel basket, ma è bello. Anche McTominay ne spara una alle stelle, però di sinistro, e qua do pure un'attenuante piccolina a McTominay, che il passaggio del Pocio Neres è un po' arretrato. La palla è sull'uomo, mentre dovrebbe essere in un mondo perfetto un po' più qua, in modo tale che McTominay ci arriva all'impatto e non deve stare col corpo troppo all'indietro. Quindi McTominay, ma come ti permetti? Però non era facilissimo. Nella partita di Lorenzo questa azione, questa è un'azione che porta a un tiro di McTominay parato. Questa azione andrebbe rivista tutta, è inutile che vi faccio vedere screenshot per screenshot, andatevi a vedere la partita che è una goduria. De Lorenzo sta qua, cioè sta in posizione di trequartista, è una roba bellissima. E in tutti questi scambi che facciamo anche di prima, il Verona conquista la palla per un attimo, prova a ripartire, puff, c'è Lobotka che ti stoppa e previene un eventuale contropiede, quindi ingiocabili. E non mi vorrei perdere questo salvataggio sulla linea, credo fosse addirittura Faraoni, che non ci ha capito molto in questa giornata, ma un bel colpo di testa di Rachmani. Prendo questo screenshot per sottolineare che Spinazzola i calci d'angolo li tira molto bene, gli spioventi erano molto precisi e anche tesi il giusto, e Rachmani ha avuto 2 o 3 occasioni per segnare. E il gol di Anghissà parte da Anghissà, da questo pallone rasoterra anche forte per Lukaku, che fa proprio da muro e la ridà proprio così come gli arriva, gliela ridà sulla corsa. E poi Anghissà si libera anche di un difensore che prova a intervenire e scarica un sinistro che è un gesto tecnico anche raro per lui. Delle volte ci vuole, delle coincidenze mistiche, spirituali avvengono e devono avvenire per forza, perché non è proprio nelle corde di Anghissà il tiro che fa di sinistro, bellissimo. E alla fine vi devo far vedere una cosa sulle esultanze di Anghissà che un amico bellino mi ha fatto notare, una chicca. Poi ci sarà una parata facile di Meret su Castanos, poca roba, così con tiro di Ngong, ma insomma passiamo a quello che non si vede negli highlights. Di Lorenzo, mediano a 2 con Lobotka alla grande. L'azione si sviluppa e visto che il Verona ti attende e non ti aggredisce, tu devi creare delle soluzioni che scompaginano un po' quelle che sono le loro marcature. E quindi Di Lorenzo finisce terzino sinistro con Rachmani che va a prendere il posto suo, però c'è sempre un equilibrio. Resta centrale Juan Jesus e con Di Lorenzo in posizione di terzino sinistro, una posizione interna di Spinazzola con Neres sull'esterno. E poesia tattica questa. E questa è un'altra chicca che vi avevo anticipato in reaction. Grazie per il successo della reaction. Lukaku indica il passaggio in profondità, che sappiamo che lui ama moltissimo, non vuole fare solamente sempre il muro. Se gli dai un passaggio in profondità lui lo può sfruttare. Di Lorenzo ha tutto questo spazio davanti a sé, può andare in avanti, può servire Politano,
Poi magari domani vediamo anche l'intelligenza artificiale cosa ci dice, ma io avevo fretta di farvi uscire questo video. Ha varie soluzioni e ha anche la soluzione per Lukaku. Non è un passaggio facilissimo, però è nelle corde di Di Lorenzo. Di Lorenzo però vede McTominay e quindi la scelta è un passaggio lungo e alto verso McTominay nello spazio che si era creato. Passaggio interessante, però non gli riesce benissimo. Il pallone finisce un po' troppo sul portiere. La chicca è qui, che Lukaku si lamenta moltissimo di non aver ricevuto quel passaggio. E aggiungo, cosa che non avevo notato prima, perché le partite vanno riviste 3 volte, lo stesso Politano dice a Di Lorenzo: la dovevi dare là, con la voce di Politano, la dovevi perché stava libero. Secondo me, poi non lo posso mai sapere, ma mi sembra abbastanza eloquente. Un Lukaku che si lamenta quando non riceve il passaggio e aumentano le lamentele, vuol dire che è più sicuro di se stesso, sa di poter essere decisivo, e quindi anche se è una cosa che tecnicamente non mi piace vedere troppo spesso, non ti lamentare con i compagni, potrebbe essere una cosa positiva, perché vuol dire che sta entrando ancora più in forma. Qua addirittura Di Lorenzo, dopo aver scaricato il pallone su Neres che la ridà a Spinazzola, Di Lorenzo si butta a fare la sovrapposizione interna sull'ala sinistra. E è troppo, ieri Di Lorenzo, veramente troppo per il vero. E questo è l'unione di intenti. Conte che fa entrare Zerbin non è una sostituzione casuale, mi è sembrata proprio quello che era il mio auspicio, cioè c'è il caso Kvara, benissimo, coinvolgi ancora di più tutti quelli che ci stanno e che chissà se se ne andranno o ti potranno servire all'improvviso, tieni il gruppo compatto, che si compattino addirittura contro Kvara se Kvara se ne dovesse andare. La squadra deve avere il sopravvento anche negli occhi di noi tifosi, quelli più delusi, quelli che sono rimasti male, che sperano ancora o che magari si sono rassegnati. 3 di loro addosso a un giocatore del Verona e siamo al 91esimo e 20 secondi. È una squadra mentalizzata. C'è Mazzocchi, Anghissà che continua a correre, Zerbin. Bene, bravo Conte, continua a utilizzarli tutti, anche pochi minuti, ma li fai entrare, li fai ruotare, è importante. Insisto, questo era rigore. Aggiungo, rigorino, molto leggero. Contatto c'è però. L'anticipo è di Anghissà, il ragazzo qui, il 42, non credo, non lo vede il pallone mai, quindi va direttamente sull'uomo. Se Anghissà fosse rimasto a terra dolorante, sarebbero stati costretti almeno ad andare al VAR. Poi puoi decidere che l'arbitro ha visto, arbitro che mi è piaciuto, teniamolo presente, Luca Zufferli o Zufferli. Di solito siamo molto severi con gli arbitri, quando un arbitro non fa danni teniamolo presente, magari può diventare uno bravo, anche una presenza fisica che si può far rispettare rispetto ad altri. Insomma, qua secondo me hai la sensazione dello stato di forma e mentale che Anghissà. Sì, l'ho preso il colpo, ma mi rialzo e vado a riconquistare il pallone, tanto la giornata è mia, il centrocampo è mio. C'ho talmente tanta forza da dare che non lo chiedo nemmeno questo rigore. Invece molto spesso quando tu sei in difficoltà chiedi cose anche che non ci stanno, ti inventi gomitate che nessuno ti ha dato proprio per avere un vantaggio, per cercare, anche se fa niente. E qui ovviamente quanto è bello Oriali, il momento dell'esultanza e la chicca che mi ha detto il mio amico Salvatore, e che anche sa fa il segno della croce dopo aver dedicato il gol a Daniele, dopo aver indicato al cielo Daniele, fa il segno della croce ed è evidente che sia in onore di Daniele, perché ricordiamo che Anghissà è musulmano, e che i musulmani quando poi esultano e ringraziano Allah fanno col dito, con le dita così, o si inginocchiano, fanno con le dita così. Fare il segno della croce è un segno di grandissimo rispetto nei confronti di Daniele, e per un musulmano non è una cosa banale, sempre senza mancare di rispetto alla sua religione, perché dopo lo fa, con Oriali che aspetta che tutti siano allontanati per, secondo me, io la butto là così, Conte sì, sta svoltando la stagione di Anghissà, ma forse è proprio Oriali che gli sta dando una vita da mediano, ma il mediano, secondo me Oriali ha proprio piacere fisico nel vedere Anghissà overperformare ed essere dominante. Quanto è bello Oriali. E il discorso vi dicevo che non è banale, perché
ci furono delle polemiche con Cristiano Ronaldo che si fece il segno della croce a netto, non si può fare, abbiamo mandato in galera altri giocatori perché è vietatissimo in Saudi Arabia, nell'Arabia Saudita, fare questa cosa. Tu, a te non ti possiamo toccare, però non lo farei mai più, non ti permettere. Addirittura nel 2017 famoso ed autorevole religioso musulmano dell'Arabia Saudita, Mohammed Al-Arefe, aveva chiesto ai vertici internazionali della FIFA di mettere per iscritto nelle regole della federazione il divieto di entrare in campo facendosi la croce così, e poi hanno pure detto: ma come, i musulmani possono poi ringraziare Allah e i cristiani non si possono fare il segno della croce? Mi sembra un'assurdità, ma vedete quanto poi è una cosa non da poco per loro, quindi sottolineiamo il gesto di Anghissà come gesto di grande significato. Vorrei andare ai voti, vediamo se siamo d'accordo, però prima no, Conte ha già parlato abbastanza. Conte ha ribadito, ne approfitto, Conte ha sentito il bisogno di ribadire: io sono deluso, ma da me stesso, non da Kvara. Ho letto in giro deluso da Kvara, no. Sono deluso da me stesso perché non sono riuscito a convincere, a cambiare la situazione, non sono riuscito a far arrivare al rinnovo la società. Molto diverso da alcuni titoli che sono andati deluso da Kvara, e io mi pregio di non avervi scritto stupidaggini, perché se andate a rivedere il titolo e la copertina del video della conferenza, io ho scritto sono deluso, non ho scritto sono deluso da Kvara, quindi rispettando le parole di Conte. Ci tengo moltissimo perché le notizie non ce le dobbiamo inventare, e questo sia chiaro per tutti. Tac momentum pazzesco, cioè il Napoli ha stradominato, Verona non l'ha vista proprio la partita, posizioni medie logiche con Di Lorenzo a tutto campo, non c'è stato tanto bisogno né di Neres. Politano lo fa, un paio di interventi li ha fatti, anche quello che vedete vicino Meret, perché Meret quando fa quella mini pellecchia, Politano era lì. Anghissà risulta il migliore in campo senza dubbio, il peggiore è Politano. Insomma, è bello vedere il Napoli col 70% di possesso palla, è il mio Napoli è un Napoli sprecone, io sono abituato a un Napoli che domina e magari si mangia 2 o 3 gol. Quello è il Napoli mio, è il Napoli che riconosco. Ma se io vi dicessi che Neres ha perso palla 17 volte, voi mi credereste? Che io negli occhi ho una grande partita di Neres, dei duelli vinti 6 su 11 tentati, la metà più o meno, poco più della metà. E i cross che ha fatto, 11 tentati, solo 2 sono andati a buon fine, 86% di passaggi precisi, 3 dribbling riusciti su 5. Questi sono numeri che quando avete dato a Kvara cercando i numeri negativi di Kvara, ci sono numeri che avrebbero portato a Kvara a un 4 in pagelle. Io a Neres gli do 7, perché vuol dire che le partite te le devi guardare, e se non hai un secondo fine nel dover affossare un giocatore per il secondo fine del padroncino, tu la partita te la guardi e dai un voto logico. E sì, mi sto riferendo a Chiariello. Diamo a Meret 6,5, nonostante qualche piccola sbavatura. Mi è piaciuto che stava molto fuori dai pali e ha risolto delle situazioni. Do 7,5 a Di Lorenzo, uomo ovunque, e gli do anche la palla del migliore in campo. Voglio premiare più Di Lorenzo che Anghissà, perché Anghissà si mangia qualcosa, poi Anghissà sempre il diesel che va a salire. Di Lorenzo ha fatto una partita che non ha logica per le sue posizioni in campo. Serve coraggio per giocare in tutte le posizioni del campo, e poi sai che stai liberando la zona tua. Serve coraggio e serve aiuto dai tuoi compagni, e una grande mano hanno dato Rrahmani, qualche sbavaturella, però grandi interventi. Rrahmani 7, Juan Jesus 7, ne fa una di sbavatura Juan Jesus e poi ci mette la pezza. Spinazzola anche mi è piaciuto parecchio, 6,5 per lui, e poi 7,5 anche ad Anghissà. È questione di semivoti di dare la palla a Lorenzo, ma sono entrambi giocatori, non solo il gol, anche la prestazione. 7,5 Anghissà, 7 Lobotka e 6 McTominay, forse perché mi aspetto sempre qualcosa di più da McTominay. Alla fine riguardo la partita e McTominay è sempre dentro, perché arriva al tiro sempre e crea sempre dei presupposti, anche se delle volte qualche pallone lo perde, sparito per un po' di minuti nel secondo tempo.
6. Do 6,5 a Politano, perché poi con Di Lorenzo si trovano bene, quella catena funziona sempre a meraviglia. 6,5 a Lukaku, e io al 7 do 7, perché non devo fare il cretino che mi metto a fare le pulci a Neres perché adoro Kvara. No, sono due giocatori miei. Kvara se ne va, stat buono, Neres resta, ben venga, e fai tu la differenza lì, perché non lo sappiamo con chi verrà sostituito Kvara. Se Chiarello continua a parlare di Ndoye, io lo accetto pure Ndoye, ma non mi venire a dire serve Ndoye, non serve nessun altro, perché rispetto a Ndoye è meglio. Io non ho il tempo di ascoltarlo, perché parla troppo, parla sempre, e ogni tanto qualcuno mi manda degli stralci, e quindi voglio sperare che il discorso sia stato molto più ampio e molto più onesto. Non è sempre così, quindi mi dispiace, ma non posso mettermi a fare i controeditoriali, si perde troppo. C'ho una vita davanti fatta di cose musicali che devo fare, quindi io vi porterò semplicemente quello che è il mio punto di vista. Poi fate vobis, nel senso, ognuno deve avere la propria opinione. Io spero di portarvi qualche chicca che magari in altre trasmissioni non vi fanno vedere, e di mettere sul piatto un secondo, un terzo, un quarto parere quando magari si sta creando una narrazione troppo omogenea. Se mi viene un dubbio, io ve lo propongo, me lo pongo il dubbio e ve lo propongo. Se faccio riflettere una persona che dice ma sai che forse io sono contento, ho svolto il mio compito, quello che voglio fare, cioè far stimolare un pensiero alternativo a quello che di solito si muove compatto a difesa di chi poi sono i datori di lavoro in un certo qual senso, nel senso, parliamo del minimo comune denominatore padrone, che è sempre lui, e che per fortuna ha preso conti Oriali, e vediamo che fine vogliamo fare quest'anno, perché c'è la grossa occasione di anticipare i tempi e di tagliare il percorso, ritagliuzzarlo, vediamo che succede oggi. Lungo, troppo lungo, ma se avete un like lasciatelo. Io con le analisi, lo sapete, mi diverto moltissimo. Poi con le live abbiamo un confronto diretto quando io non riesco a rispondere a tutti i commenti. Certi commenti mi hanno fatto un po' male, commenti perché subito postumi alla live, commenti disonesti dove mi si accusa di insultare Insigne. Io ero tentato di rivedermi la live, perché ho detto forse ho insultato Insigne, gli ho augurato brutti infortuni, o peggio ancora quello che hanno augurato a Kvara e Insigne. Non mi risulta, anzi io sono stato uno di quelli che l'ha difeso negli anni, sono sempre molto attento quindi mi si dicono cose spesso false, e uno che magari non si vede la live e legge il commento penso ho visto se mi sa, e invece non è vero. Non fa niente però, perché fa parte del gioco, ognuno può attaccarmi per quello che vuole, anche per cose non vere. Come faccio a controllarlo? Vi posso mettere a cancellare i commenti? No, ognuno scriva quello che vuole, chi sta attento sa, chi è disattento non mi serve onestamente. E così come io augurai il meglio ad Insigne, gli dissi vai in Canada, svolta la tua vita anche per la tua famiglia, può essere un'esperienza al di là dell'esperienza calcistica, un'esperienza di vita molto importante se la sai sfruttare, con la lingua, con le nuove culture che ho detto vai, non fa niente, noi faremo in modo che ti guarderemo da lontano. Così io mi sento di salutare Kvara, perché l'idea di insultare a uno solo perché ha deciso di lasciarci non mi viene naturale. Quindi sono tristissimo, amareggiato, lo voglio vedere sostituito in modo tale che ci passa più in fretta, ma augurargli cose cattive solo perché ritiene la sua avventura a Napoli conclusa dopo uno scudetto che ci ha dato. Per me resterà sempre un idolo e quel numero resterà sempre solo il suo. Da New York, Valerio Fludo è tutto. Troppo lungo, abbiate pazienza, i like, ci vediamo domani.